La Protezione Civile di Adrano dai primi di luglio ha iniziato un servizio di monitoraggio per quanto riguarda gli incendi in convenzione con la regione siciliana, con il Dipartimento della Protezione Civile. Oggi abbiamo avuto veramente l'onore di avere a bordo del nostro velivolo con il comandante Fichera il dottore Beninato, che è il dirigente del servizio S07 della regione siciliana del volontariato, diciamo. Dottore Beninato, ci racconti un po' questa esperienza? Ma io ho accolto con piacere l'invito a verificare di presenza, diciamo, l'esito e il risultato che può dare un monitoraggio, un controllo del territorio visto dall'alto con un ultraleggero. Premesso che non ero mai salito su un velivolo del genere, quindi è stata un'emozione, e un po' di adrenalina anche per me da un punto di vista proprio personale e fisico. Devo dire che superata la fase di salita e del primo impatto con l'aereo, dall'alto ho potuto notare che effettivamente c'è una ottima visibilità e che effettivamente con un volo del genere si può prevenire, si può vedere per tempo l'inizio di un incendio. I fumi sono ben visibili da lontano e con dei sistemi di geolocalizzazione viene facile inviare, mandare alla sala operativa, ai vigili del fuoco o al corpo forestale l'indicazione con precisione di dove c'è un principio di fuoco, di incendio. Questo potrebbe aiutare sicuramente a prevenire e a prendere per tempo incendi che magari visti o monitorati dopo parecchio tempo che già sono iniziati, diventa difficile poi colmarli. Per cui dico che ben vengono queste prove, queste esperienze. Noi, come ha detto il signor Sant'Angelo, il presidente qua, abbiamo quest'anno finanziato questa prova, questa sperimentazione, chiamiamola come vogliamo, ma è sicuramente un momento per verificare se ci sono sistemi alternativi di monitoraggio e di prevenzione degli incendi, che purtroppo sappiamo essere una piaga non indifferente per la regione Sicilia, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico, da tanti punti di vista che creano anche un impatto negativo anche sulla stessa regione siciliana. Per cui vediamo l'esito a fine stagione, speriamo di avere una convinzione positiva dell'utilizzo di questi sistemi di monitoraggio. Grazie dottore, comunque l'aspettiamo per un prossimo volo.